Oggi siamo qui per mostrarvi il Mandorlo in Fiore Food Village. Siamo alla terza edizione, siamo fieri di impegnarci per questa città. Siamo un gruppo di giovani, un po' così, irrequieti, però facciamo di tutto per questa città e questo è un piccolo omaggio ad Agrigento, capitale della cultura. Ecco, perché venire allo street food? Dovete venire allo street food perché intanto è la festa del popolo, è un ingresso gratuito, trovate tante aziende, più di 30 aziende provenienti da tutta la regione, tante specialità, dalla carne al pesce, trovate di tutto, panini, insomma, tutto quello che c'è di buono nella cucina siciliana lo trovate al Mandorlo in Fiore Food Village. Sono anche momenti di spettacolo, no? Assolutamente sì, troverete sempre musica qui al Mandorlo in Fiore Food Village in Piazza Stazione, a partire dalle band locali. Domani c'è la festa dello studente, tutte le scuole della provincia sono state invitate per questo evento. Domani sera abbiamo un'altra band, poi domenica ci sono i Friends, insomma un bel calendario eventi ricco per stare in compagnia e divertirci in maniera sana e bella. Sono orgoglioso di essere amico e anche promotore, diciamo, curatore dal punto di vista dell'amministrazione di un evento che ha avuto una risonanza in questi ultimi 3 anni veramente importante. Dietro c'è un impegno importantissimo da parte di questi imprenditori, di questi ragazzi, nonché anche amici, rapporti di amicizia veri e sinceri che ci legano, che da una vita già loro si impegnano per le proprie attività, per l'organizzazione degli eventi. Oggi, 3 anni fa, nasce il Mandorlo Food Village grazie all'inventiva, alla passione e all'impegno e alla determinazione dell'amico Santino Vinciguerra, e io devo dire che ogni anno è riuscito a creare e a portare un valore aggiunto a questo evento. Una manifestazione che sta avendo un ottimo riscontro, almeno stando questi Assolutamente un ottimo riscontro. Ogni anno, come dicevo poc'anzi, ogni anno si riesce a portare un valore aggiunto, qualcosa di nuovo che possa attirare in qualche modo la cittadinanza, e oltre, perché vengono da tutta la Sicilia, come è stato dimostrato già nelle scorse edizioni. Quest'anno è Agrigento capitale della cultura, quindi crediamo e speriamo di poter avere una risonanza maggiore. Anche come festa sta avendo un ottimo riscontro. Assolutamente sì, già da un paio d'anni fortunatamente la festa del Mandorlo in Fiore, grazie anche, devo dire, all'impegno dell'amministrazione, di questa amministrazione, dell'assessore Cantone e dell'assessore Costantino Ciulla, l'assessore allo spettacolo, sono riusciti a riportare il Mandorlo in Fiore a quell'importanza, a quella valenza, a quella risonanza che non vedevamo veramente da tanto tempo. E che merita. E che Agrigento merita principalmente.